Tutti stanno facendo un lavoro impressionante per fermare il fronte dell'incendio in un territorio molto difficile. C'è sicuramente una grande preoccupazione per il fuoco che mette a rischio anche piccole comunità isolate, ma dall'altra parte c'è l'impegno congiunto della protezione civile, dei vigili del fuoco, del corpo forestale regionale e dei nostri volontari. Ho fiducia che con questo sforzo rimetteremo presto in sicurezza l'area. Il prefetto Franco Gabrielli, che ho sentito al telefono e che mi ha assicurato la disponibilità di un ulteriore Canadair, sta infatti monitorando costantemente e con molta attenzione gli sviluppi di fronte di fuoco nella nostra regione. Così ha dichiarato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che assieme all'assessore alla protezione civile Paolo Panontin ha sorvolato con un elicottero le aree di Chiusaforte e di Pontebba, che da oltre 3 settimane sono colpite da 2 distinti e gravi fronti d'incendio. Nel corso del sopralluogo Serracchiani e Pannontin hanno incontrato il sindaco di Chiusaforte, Luigi Marcone, i responsabili e i tecnici del Corpo Forestale Regionale e della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, da giorni impegnati sul fronte degli incendi. A Chiusaforte e a Pontebba sono da giorni all'opera personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle stazioni forestali della Regione, nonché circa una 70 di volontari dei gruppi comunali di Protezione Civile ed operatori della provincia di Udine per lavori di sfalcio e potatura a prevenzione e salvaguardia dei centri abitati della zona. Secondo stime della Protezione Civile regionale, dallo scorso 14 luglio sono andati complessivamente bruciati quasi 800 ettari di superficie.